Allora la folla comincia a infervorarsi, ci vuol niente perché quella folla sia capace di buttare le gambe all'aria, qualunque occupante. Lo ha fatto con i tedeschi nelle giornate di settembre del 43. È una folla che prende miccia e fuoco facilmente. Allora ecco che il comandante della piazza francese convoca il vescovo di Napoli e gli dice: o si squaglia il sangue di San Gennaro o ti taglio la testa. San Gennaro, commosso dal pericolo che correva il suo vescovo, fa avvenire il miracolo. Allora, quando poco tempo dopo sono tornati i Borboni, hanno accusato San Gennaro di tradimento, di connivenza con il nemico, e lo hanno destituito. Hanno messo al loro posto San Francesco di Paola, santo calabrese. Ha avuto una bella piazza di un bel tempio davanti al Palazzo Reale a Napoli. Ma è capitato una eruzione del Vesuvio e San Francesco di Paola non era bravo. Non sapeva come doveva comportarsi. In Calabria non succede l'eruzione. Terremoti sì, l'eruzione no. Per cui la lava avanzava e San Francesco non era esperto. Allora in quel momento del pericolo il napoletano si è ricordato di San Gennaro, esperto, gli è andato a recuperare la statua di San Gennaro e l'ha portato sul fronte della lava e puntualmente la lava si è fermata perché San Gennaro sapeva come fare. Ecco, quindi noi racconto questa storia perché questo è un sentimento di quel posto in cui sono nato, un sentimento che mischia il sacro e il tellurico, ma il sacro proviene sempre dal sottosuolo, non scende dall'alto dei cieli, è un effetto della evaporazione, della salita in superficie, dell'esalazione del fuoco e della potenza di quella natura. Noi abbiamo abitato quel golfo che è così famoso per la sua bellezza, così leggendaria, però quella bellezza è stata cesellata da catastrofi, cataclismi, eruzioni, terremoti. La bellezza è una forza di natura che sta piantata dentro il corpo del suolo ed è pronto a scacciarci via gambe all'aria, a buttarci via gambe all'aria. La bellezza non è una decorazione, come si può vedere in questa chiesa, ma la forza che la distrugge. Dunque per noi mari, monti, vulcani appartengono a questa manifestazione violenta della bellezza, che in superficie può affiorare come sorriso, ma sotto contiene il ringhio della terra che è indifferente a noi. Dunque, mi sono fatto un'idea della bellezza, che è una energia della natura. La natura è così potente e schiacciante perché contiene questa energia della bellezza, capace di portarci, di distruggerci, di fare a meno di noi, e però capace di assestarci, di metterci al nostro posto, di insegnarci qual è la nostra taglia sopra questo pianeta che gira. Siamo minuscoli, proprio perché c'è questa prepotenza della bellezza intorno, questa scialacquatura di bellezza prodigata a piene mani intorno e sotto di noi. C'è una parola che hai detto tu, sulla quale vorrei tornare, che aspetto a questo. Tu hai detto maledetti, no? Quindi la maledizione. Come dire, chi scrive o chi vuole, appunto, sente questa inutilità, questa estrema
minuscolezza e al tempo stesso però tu dici no, la parola che sancisce il bene ma che sancisce anche il male, la parola che scaccia, che allontana esattamente come può farlo la bellezza, la parola che assesta esattamente come può farlo la bellezza, oppure no, oppure è tutto grande prendersi in giro ed è l'unico mezzo, per usare un'altra M, che si ha di fronte alla prepotenza della bellezza. Io sono qui un intruso dentro questo ambiente così solenne, dentro un luogo di culto. Io non sono credente, faccio la differenza tra il mio vocabolario personale tra non credente e ateo, ma sono non credente. Tutti i giorni mi affaccio su quelle scritture sacre e non credo. Così come il credente penso che sia uno che spesso si interroga e dubita e poi insiste nel rinnovare il suo atto di credito nei confronti della divinità, insiste a pretendere che ci sia. Dunque, non sono titolato a rispondere se non come uno che legge e racconta storie. Ho fatto questa premessa perché volevo rispondere alla tua domanda, ma non la tua persa. Vabbè, la premessa andava già bene. No, la domanda era una domanda che dubitava, cioè che di fronte a quello che hai detto della natura, no? Sembra che ci resti solo la parola, e una parola che anche maledizione, no? Che era l'altro elemento che ti introducevi prima, non è solo un elemento positivo, tra virgolette, nel senso che anche come la natura che dicevi tu assesta, allontana, separa, anche la parola maledice, assesta, separa. E quindi mi domandavo, anche se la risposta ovviamente non c'è, come vivevi questa centralità della parola che sin dall'inizio hai ribadito con quest'essere minuscoli, come una forma di inutilità necessaria, no, forse non è necessaria, allora perché? Come un mezzo che serve a qualcosa, forse non serve a niente. Questo argomento è raccontato in una forma ormai classica per noi, nella storia di quel giardino, di Adamo, Eva, l'albero della conoscenza del bene e del male, l'albero della conoscenza del bene e del male, ma se noi fossimo stati dei giardinieri consigli, avremmo consigliato al giardiniere capo due specie botaniche completamente diverse per contraddistinguere l'albero della conoscenza del bene e l'albero della conoscenza del male, il cespuglio della conoscenza del male. Avremmo preso due specie botaniche opposte in modo da non poterle confondere. Avremmo scelto una margherita da una parte e una gramigna dall'altra, ma invece no. Dentro quel giardino esiste l'albero della conoscenza del bene e del male, un solo albero, una sola specie botanica. Il frutto della conoscenza del bene e del male appartiene tutto alla stessa pianta, affonda nelle stesse radici, tira su succo della stessa specie. Come possiamo noi continuamente dover distinguere qual è il bene e qual è il male dentro una pianta che porta gli stessi identici frutti? Bene, questo è quello che ci è capitato in sorte secondo quella storia. Noi siamo quelli che devono continuamente scegliere e distinguere tra il bene e il male, sbagliandoci continuamente
l'appartenenza delle due, dei tuoi sapori, dei tuoi frutti opposti ma uguali, ma identici, ma simili, ma gemelli. Allora fino a che non l'avevano mangiata, quella pianta stavano insieme a tutte le altre specie animali, lieti, tranquilli, non avevano il problema di dover distinguere tra il bene e il male come nessun animale distingue tra il bene e il male. Nel momento in cui si sono approfittati di quella specie botanica, che era meglio di no, ma intanto erano diversi, erano già fatti diversi da tutti gli altri, già confezionati in maniera diversa dalle altre specie, avevano un destino di devianza già tracciato, essendo arrivati ultimi, e ultimi in maniera anche dispari, perché l'uomo e la donna sono fatti diversi nelle intenzioni della divinità e nella pratica della divinità. Intanto uno lo fa con la terra, il primo lo fa con la terra, soffio suo e polvere del suo, una miscela ibrida. Lo fabbrica con le sue, con la sua, come fosse un vasaglio con la sua argilla, e qualche volta insomma nelle scritture sacre dell'Antico Testamento la divinità verrà chiamata vasaglio, Iosef, fabbricante manuale dell'uomo. E poi invece quando si tratta di tirar fuori la donna, bene, la tira fuori dal fianco della donna, ma non la tira fuori bella e fatta, come può succedere nella mitologia greca con Minerva che esce fuori bella e fatta dalla emicrania di Zeus. No, addormenta la donna con una anestesia profonda